Anche la Marca ha subito più volte in questi ultimi anni le conseguenze dei cambiamenti climatici. La prima avvisaglia a Vallà di Riese e la tromba d'aria che ha devastato in pochi minuti tutto il paese. Era il pomeriggio di sabato 6 giugno del 2009. Pochi minuti e poi case e capannoni crollati, alberi d'alto fusto sradicati, 28 persone ferite, di cui una in gravi condizioni. La violenza di un terremoto per la tromba d'aria che ha fatto crollare gran parte di una palestra, strappando tetti e coperture, lasciando dietro di sé uno scenario di devastazione simile a quello di un bombardamento. Un fenomeno che si è ripetuto altre 2 volte con devastazioni seppur minori. A Morgano il 14 settembre del 2015 con case scoperchiate ma per fortuna senza feriti, con danni anche a Quinto, Castelfranco e Istrana. Infine l'ultimo episodio a Conegliano giusto un anno fa, alberi e cornicioni caduti, strade allagate con oltre 40 cm d'acqua, con le devastazioni maggiori nella zona dell'ospedale dove 2 persone erano rimaste incastrate nell'auto centrata da un tronco d'albero. Ma quello che viene maggiormente ricordato tra i disastri naturali è l'esondazione dell'Ierza nella zona del Molinetto della Croda. Era il 2 agosto del 2014, con una furia naturale molto simile a quella di Rio Gere a Cortina. La forza devastante dell'acqua portò via l'intero capannone, dove un centinaio di persone stavano partecipando alla festa paesana. Alla fine si contarono 4 morti, mentre 8 persone portano ancora nella carne i segni della furia devastatrice di quella notte.